Scatman's World. Bella ragazzi, tutte nel comandone veneziano. Allora Fioi, siamo qua su PS. Tanti mi hanno chiesto di prendere Diventa un mito, però ragazzi è stato veramente impegnato, proprio non ho avuto possibilità di fare dirette, però ho visto che essere riuscita, forse succederà un po', però mi sono accorto adesso, una mod con l'aggiornamento della stagione in corso. Allora, visto che dopo chiaramente con FIFA e PS sicuramente farò col Venezia qualcosa che è finalmente in B, pensavo intanto di portare qualche partita nella Diventa un mito con il Venezia, se non so quanto ne farò, quanto la continuerò, però volevo fare qualche video sia offline e magari se ci riesco anche qualcuno online, mi farebbe proprio piacere, col Venezia veramente sarebbe una chicca, insomma. Diciamo che in questo periodo sto registrando un po' così, ripeto, chiaramente da settembre riprenderà un po' con Formula 1 sicuramente a bomba e giochi di calcio soliti e vediamo, ecco, mi piacerebbe fare qualche diretta se lo farei qualche diretta o PES o Fly Simulator o Eurotrack o Fairbox, questi sono i giochi da diretta. Se riesco, gran volentieri ragazzi, a settembre mi piacerebbe un po' riprendere. Adesso vediamo qua col Venezia, siamo contro il Foggia. Ecco, la squadra è la più scarsa forse della Serie B, quindi ho deciso di partire già con dei parametri un po' più alti, perché sennò praticamente bestemmiamo e basta. Quindi siamo a 74, che non è male. Diciamo che sono forte nelle colpi di testa, elevazione, le cose che insomma ricordano più il Cume, però devo farmi così perché sennò ragazzi è veramente impensabile, almeno ci divertiamo un po'. Vai! Io gioco già, perfetto. Però divisa a questo punto, cioè io voglio la bianca che è fantastica. Ok. Vai raga. Facciamoci sta partita. E la prossima, spero anche nei commenti se volete la volete online, in diretta, così. Vai, Foggia Venezia. Si comincia ragazzi. Devo seguire la palla io però. Ok. Vai che si parte ragazzi. Debutto finalmente con la maglia del Venezia, la mia squadra. E ora vediamo. Cosa riusciamo a combinare. Vai subito spondona di veneziano. Siamo alla prima giornata di Serie B. Col Venezia voglio far bene però Spondona. Attenzione vai. No. Peccato. Oggi facciamo solo una partita chiaramente così vedo un po' anche i feedback quotidiani. Col Bayern Monaco purtroppo non ho potuto continuare perché per fare gli aggiornamenti, per fare questo aggiornamento qua chiaramente è saltato tutto, però vabbè insomma sono riuscito a vincere qualcosa, ma ogni volta che comincio a vincere poi mi fermo, vaffanculo. Io spero che con PES 18, che finalmente è uguale alla versione console, col Venezia una volta che arrivano gli aggiornamenti possa fare una bella diventa un mito online, cioè in live, scusate, mamma mia, il culo è andato. Inizia un po' beffardo, qui a Foggia. Vai Cume. Il Cume è chiaramente ancora lento. Ok, bravo portierone. Dai Venezia, spacchiamo i culi. Buona, questa nazione è buonissima del Venezia, vai Venezia. No, di testa, c'è il fuori di Marsura. Peccato. Che oggi non posso parlare forte perché sto registrando a un orario impossibile. Bravi, non stiamo giocando male però. Dai, no, ma non così, dai. Vai Cube! E c'è il gol subito! E c'è il gol subito! E vaffanculo. E io sto a chi? Mamma mia che missile, gol al debutto, fiori.
Sì, sappiamo che cominciamo sempre bene e poi le prendiamo in culo. Quindi andiamo con calma. Ma grande cume subito in grande spolvero venezianone. Buono. Dai, lanciami, Madonna, che Venezia, signori! Mamma, che Venezia! Cioè, il Venezia dei record, sì, lo dico sempre per le prime giornate, poi le perdiamo tutte, però... Di testa... Mamma mia! Il bomber c'è. Il bomber c'è. Occhio, bravi. Un Venezia fantasmagorico per il momento. Si sta illuminando, figlio. Riportiamo il Venezia in Serie A. Bravissimi. Ok. Vai Cume. Ottima sponda. Dai, dai, scatta, 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 scatta. È ancora lentino purtroppo. Occhio ragazzi. Merda. Vai di testa, niente. I tifosi del Foggia sono impazziti, a ogni intervento praticamente urlano il fallo. Brutto fallo, brutto fallo. Come? No, simulazione, non ci credo. Alpino Zaccheria. Buon primo tempo. Il bomber Kume già ha sbloccato la situazione. C'è la nostra Leotta. La nostra dilettona nazionale che in Serie B ci può seguire alla grande. Grande. Mamma mia, per poco, peccato. Dai che voglio i primi 3 punti. No, eccola qua. Aia. Bravi ragazzi. Come ho provato una cosa un po' difficile. Dai ragazzuoli, dai. Bravo Kume, grandissimo numero. Finalmente il bomber veneziano gioca nella sua Venezia. Grande numero, però la perde. Ottimo ancora, bellissimo. Vai Venezia, vai! Vai, tira, tira! Sbaglia tutto il porco. Foggia 0, Venezia 1. Vedete nel primo tempo del Cumenda veneziano, nella sua Venezia. E vuole la doppietta. Siamo lenti, cazzo. Siamo lentini purtroppo. No, merda.
Grande Facchini, grande. Grande portierone. Grande ancora il portierone. Il Cume sente un po' la stanchezza. Dobbiamo tenere duro però. Dai cazzo, cominciamo con un bello 1-0. Comunque con una vittoria. Bravo Cume, gran passaggio. Fallo, fallo, fallo. Adesso voglio l'incornata della vita. Il Cume dà fastidio, la Leotta è già felice che può commentare un golasso del Cume. Ai 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 ragazzuoli. Bravissimi, lei che dammi contropiede. No, che lento. No? Gol del Foggia, incredibile, 1-1. Alpino Zaccheria pareggia il Foggia. Che beffa. Porca puttana, dai. È troppo bello cominciare con una vittoria, vaffanculo, va. I primi tempi della prima partita facciamo sempre merda. No, 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 la beffa però. Sì, sarà quasi impossibile la promozione a livello massimo con sta squadra di rincoglioniti, perché infatti sono un po' deluso, speravo in una campagna acquisti migliore, per carità, è vero che non è mai detto, però speravo in qualcosina di meglio. Dai Fioi, adesso voglio il Bomber Cume, Fioi. Dai Bomber Cume. Dai l'incornata della vita. Ma no, ma che roba è. Che tiro di merda. Poi anche in fuorigioco, benissimo. Sarà dura portare il Venezia in alto. Ma guarda che cazzo di passare. Ma perché ci siamo rincoglioniti così? Ah, Dio mio. Male, male, male. Dai Leotta, agli ultimi minuti tu. Col tuo essere così puttanone, regalaci il sogno. Eccolo qua, il sogno della Leotta. Vai Cume, vai. Ah, lentissimo, peccato. È finita ormai. Finisce qua un pareggio a Foggia, lei poteva cominciare meglio, però nel secondo tempo dormite generali. Buono raga, se volete un po' di video sulla serie, non so quanto può durare, è chiaro che in live sarebbe più facile, però non posso promettervi video continui. Comunque in Fioi 1-1 Foggia Venezia. Aspetto feedback. Ciao!